Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Dopo una domenica stabile in prevalenza soleggiata e lunedì contraddistinto da velature estese con temporali sparsi, note instabili soprattutto al nord-est sulle prealpi e pedemontane, avremo temperature che si attesteranno in media col periodo o leggermente sopra la media, molto sopra media sul centro-sud Italia, dove il clima resterà estivo con stabilità atmosferica prevalente, mentre a partire dalla giornata di mercoledì continueranno a fluire correnti umide e instabili di origine atlantica che da sud-ovest verso le regioni settentrionali continueranno a portare dei fenomeni distribuiti in modo disomogeneo, quindi non si tratterà di un fronte organizzato, temperature spesso in media col periodo comunque accettabili. Notiamo quindi come tra martedì e mercoledì correnti umide continueranno a prevalere sulle regioni settentrionali, con alcune piogge a carattere anche di rovescio temporale soprattutto sul versante tirrenico, sulle prealpi e sulle alte pianure, mentre l'arrivo di un fronte più incisivo, molto più organizzato, è previsto tra giovedì e venerdì, con frequenti rovesci e temporali che risulteranno essere anche intensi sul centro-nord Italia, ma anche e soprattutto sul versante tirrenico, poi sul Lazio e in seguito nel weekend è previsto anche sul centro-sud Italia, comunque da confermare. Notiamo come le temperature risulteranno ancora estive al centro-sud, soprattutto sulla Sicilia, mentre sul nord Italia continueremo a avere, grazie all'estesa nuvolosità, temperature in media col periodo leggermente sopra la media, temperature invece che ritorneranno sotto la media su gran parte dell'Europa centro-occidentale e si estenderà anche al centro Europa, poi risultando un clima decisamente più fresco. Sul nord Italia rimarremo in media col periodo, un clima però decisamente più autunnale, valori massimi tra i 24 e i 26 gradi in pianura. Notiamo quindi come dopo una giornata di martedì all'insegna dell'instabilità sparsa, soprattutto sull'estremo nord-est nel Friuli Venezia Giulia in modo particolare, mercoledì avremo ancora qualche piovasco sparso soprattutto sulla Lombardia e sulle prealpi, con qualche locale temporale possibile. Giovedì l'arrivo di fenomeni disomogenei che risulteranno essere sparsi anche a carattere di rovescio, mentre venerdì l'ingresso di una perturbazione più decisa riuscirà a portare forti temporali anche a carattere di nubifragio, soprattutto sulle alte pianure, sul Veneto, sulla Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, ma anche sulla Toscana e poi sulle regioni tirreniche del centro. Notiamo da questa grafica come poi la situazione tenderà a migliorare dal 24 di settembre con l'anticiclone azzorriano previsto in notevole rinforzo fin su tutta l'Europa centrale, mentre instabilità relegata alle regioni del centro-sud. Ma per maggiori dettagli vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti meteo.